Resta ancora caldo il tema del futuro dell'Istituto Pio XII di Misurina, perché se da un lato Regione Opera Diocesana si stanno muovendo per trovare la quadra, dall'altra pende ancora la spada di Damocle, poiché non si può ancora dire che il CDA ha ufficialmente deciso di non chiudere e perciò timori e voci si rincorrono. Io ho parlato anche con la dottoressa Cardinali, che è il direttore. A me non risulta questo. Il Veneto ha confermato per parte sua il contributo di 1.230.000 euro, ha modificato e semplificato le regole di accesso alle cure offerte dall'istituto, l'unico del genere in Italia in grado di curare i problemi respiratori dei bambini affetti da asma grave. Ai microfoni di Radio Clay 103 il direttore generale dell'Opera Diocesana ha detto che c'è positività e che il mese di ottobre è stato utile al confronto. La prossima tappa è fissata per il 18 novembre a Verona, assieme ad oltre 500 tra pediatri, direttori e persone coinvolte e interessate. Noi mandiamo più di 1000 bambini all'anno. Il problema non siamo noi, il problema sono tutti gli altri. Se è vero che è un centro di riferimento europeo, mi chiedo come mai dalle altre regioni italiane non si vedono bimbi. E questo è il vero tema, e la si finisca di dire che è colpa della Regione del Veneto. Nelle scorse settimane intanto il primario dell'istituto, il dottor Ermanno Baldo, ha rassegnato le sue dimissioni. Non c'erano più le condizioni per lavorare con serenità, ha detto lo stimato professionista, che ha deciso, non senza dispiacere, di lasciare Misurina.